Buongiorno, bentrovati, Lavarino, 21 novembre, così ci siamo giocati Crisanti, l'ha detta, ieri l'ha detta, in realtà lui la dice da diverso tempo, poi però qualcuno oggi si è reso conto che siccome stanno arrivando i vaccini, molti li attendono come finalmente un ritorno alla normalità, una possibilità di affrontare di nuovo la vita anche con baci e abbracci, nonostante il Premier ce li voglia vietare per Natale, però molti aspettano questo vaccino per quel motivo. E cosa dice Crisanti? Non farò il vaccino. Ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino, per questo senza dati a disposizione io non farei il primo vaccino che dovesse arrivare a gennaio. Allora, intanto queste sono le aperture, questo è Corriere del Veneto, scende l'indice di contagio, dopo li leggiamo insieme, però oggettivamente ci siamo giocati Crisanti, cioè lui non si rende conto della gravità di una dichiarazione, tra l'altro in questo mondo che è diviso tra guelfi e ghibellini, tra centrosinistra e centrodestra, tra rossi e verdi, tra virologi positivi e altri sempre negativi, tra i crisanti e i crisantemi, cioè in questo mondo lui dice io il vaccino non lo faccio, e non è la prima volta che lo dice, ora è scoppiata una bufera, però insomma quello che noi abbiamo capito è che ha veramente squarciato un velo, ma non perché lui dice la verità e gli altri sono scemi, perché quando c'è un mondo che è già preoccupato per un vaccino, perché ci sono già i Novax, perché molti vogliono avere una piena informazione, perché molti sotto strada, l'abbiamo detto mesi fa anche a Rigoli e non solo, a Palù, molti dicono, questi attenzione l'hanno fatto un po' veloce, ma siamo sicuri che, bene, hanno spiegato in tutte le salse che i tempi vengono vengono accelerati, ma i passaggi sono quelli che vengono richiesti da tutti gli accreditamenti necessari. Arriva Crisanti che evidentemente è troppo impegnato, perché sapete oggi lui ha l'ufficio stampa dell'Università di Padova a disposizione per pianificare le sue interviste, quindi forse è troppo impegnato a rilasciare in questa bulimia di interviste da leggersi qualche giornale, a qualche rivista specializzata almeno su questo. Ci siamo giocati anche Crisanti, tant'è che il Gazzettino, che ci titola sul Veneto che resta giallo, Veneto giallo ancora ma resta la stretta, cioè l'ordinanza regionale, definisce quella di Crisanti ormai l'ultima, come fosse una battuta, come fosse l'ultima sparata, come fosse, cioè questa è la credibilità che ormai purtroppo vedevo molti dicevano forse tra Crisanti e Zaia, aveva ragione Zaia, a me tra i due non interessa, però ci concentriamo sull'effetto che questa sua dichiarazione ha avuto e poi ha fatto incavolare chiaramente tutti i professionisti. Immaginate, dice Bassetti, se io o Zangrillo avessimo detto una cosa del genere. Ecco, io vorrei che pensassimo un po' a questo. Bufera, le parole del virologo, ricordo che è microbiologo, non è virologo, l'ha detto lui stesso. Locatelli lo gela, mi vaccinerei oggi. Andiamo a vedere rapidissimamente anche gli altri giornali, poi arriviamo ad altre questioni, ma ci siamo giocati Crisanti, questo è abbastanza evidente con questa ultima sua dichiarazione, poi vedremo. Marca, il giorno più nero, il virus fa 16 vittime, questo è il titolo della Tribuna che appunto fa riferimento principalmente all'area trevigiana. Questo è il piccolo invece, perché se abbiamo detto che il Veneto resta giallo, il Friuli Venezia Giulia resta arancione, ma Federica ieri, abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa, ha annunciato alcune zone rosse. Federica vara le mini zone rosse, per ora Trieste resta arancione, e allora secondo me la cosa migliore è andare a leggere sul Messaggero Veneto, perché c'è una possibilità appunto che siano in particolar modo nell'area goriziana, nell'area dell'Alto Friulano, nell'area del cos'era, forse Carnia, le aree più a rischio del Friuli Venezia Giulia, dove si pensa di istituire le zone rosse. Questo è il Messaggero, le riepiloga e cita per esempio a alcuni comuni della Bassa Friulana, Pedemontana Friulana e Pordenonese, Valli del Natisone, Carnia, alcuni comuni del Pordenonese goriziano limitrofi all'ex provincia di Udine. Così, bene, poi che altro c'è? Ieri tra l'altro appunto il Friuli Venezia Giulia ha registrato ancora record di contagi e ha superato il 30% che è la soglia delle terapie intensive, ed è arrivato al 39,5% invece delle aree mediche. Il Veneto e il Molise che ieri insieme al Friuli Venezia Giulia si dicevano fossero in bilico queste tre regioni,
Veneto e Molise resterebbero gialli appunto, ma con nuove restrizioni. Cosa vuol dire? Che io immagino adesso, oltre all'ordinanza che sappiamo il Veneto ha, il giallo plus, potrebbe Zaia tra poco, mezzogiorno e mezzo, annunciare una nuova ordinanza oggi o per i prossimi giorni, insomma, quindi evidentemente resta giallo il Veneto, ma si chiede uno sforzo in più. Andiamo velocissimi, i ristori. Altri 2 miliardi, forse poi altri 8 o 10, insomma, nei prossimi mesi si dice addirittura di un pacchetto di 20 miliardi, ma comunque i ristori, il problema è che oggi riguardano, come abbiamo detto, ciclicamente di settimana in settimana, qualche regione in più o in meno, in questo momento sempre in più, con il cambio dei colori, ma il tema vero è quello che chiedono gli imprenditori, quello che chiede una parte della politica, cioè deve essere ristorato il calo del fatturato. È l'unica cosa ormai, perché se il negozio qui sotto era in zona gialla fino a settimana scorsa, andava benino, ma in realtà poi l'effetto di quello che stiamo vivendo, del blocco nella maggior parte delle regioni che ormai sono arancioni o rosse, e del turismo che non esiste più, del fatto che stiamo in casa, quindi anche il negozio qui sotto, magari di una zona gialla piuttosto che arancione, ha uno zero di fatturato quotidiano, di venduto quotidiano degli scontrini che abbiamo mostrato più volte, cioè anche quello, anche se non è in una zona di difficoltà piena, dovrebbe avere il suo ristoro basato sul calo di fatturato e non sulle quote già decise tempo fa. Allora, sui tamponi rapidi, alla fine il Corriere del Veneto per esempio cita una risposta del CTS di qualche tempo fa che dice: in effetti, medici, usate il tampone molecolare, gli altri per gli screening di massa invece è meglio il tampone rapido. De Luca contro Zaia, dicendo alla fin fine che si rischia anche di fare come Zaia. Non fate come Zaia, dice De Luca, non fate come Zaia, lo può dire De Luca, perché ha dimostrato di aver fatto un sacco di cose durante l'estate. De Luca e aver programmato. De Luca lascia perdere, veramente lascia perdere, parla di altri governatori e non me ne frega niente di difendere Zaia o Federica, diciamo i governatori dell'area del nord-est, ma davvero De Luca lascia perdere i governatori che hanno lavorato e stanno lavorando, perché lui dice di non fare come Zaia, che dimostra di fare il tampone rapido, fai da te, il selfie tampone, e che si rischia di farsi del male al naso, quando è esattamente, De Luca non riesce neanche a capire quello che è il tampone fai da te, cioè quello che non va infilato fino qua sopra il cervello, diciamo ironizzando, come il tampone molecolare, ma è quello che resta qua. Cioè, quando si potrà avere tutti noi, e non solo questa sperimentazione delle ULSS, il tampone fai da te, non ce lo dobbiamo infilare fino alla testa, lo diciamo da tempo, ma evidentemente De Luca, che è sempre impegnato nei suoi video, un altro come Crisanti, diciamo, nel voler di questa bulimia di dichiarazioni, non si è accorto neanche di come deve funzionare questo tampone fai da te. Bene, è tutto, ci vediamo domani. Tra l'altro avremo la diretta domenicale anche su Tele4 per quanto riguarda la zona arancione, per spiegare anche quelle che diventeranno rosse. Attendiamo che Federica oggi evidentemente decida e poi commenteremo insieme. Sul sito ferdinandoavarino.it arriverà un articolo molto curioso su Crisanti. Dopo ne parliamo. Buona giornata.